38.000 ettari con 11.000 produttori che nel 2016 hanno prodotto quasi 5 milioni di quintali d'uva lavorati in quasi 1.300 cantine. Questi i numeri del vino nella Marca, un fenomeno studiato in Italia e all'estero. E numeri importanti rispetto anche al Veneto, che con gli oltre 10 milioni di ettolitri si posiziona al vertice tra le regioni italiane, esportando da solo oltre il 35% della produzione nazionale di vini. 53 i marchi riconosciuti, 14 di OCG, 29 le DOC, 10 le indicazioni geografiche tipiche, un vero e proprio motore economico che deve essere non solo tutelato ma ulteriormente migliorato. Tema discusso dalla CIA di Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Marca, che ha messo attorno ad un tavolo produttori, ricercatori e promotori dell'agroalimentare italiano, con l'obiettivo di individuare punti di forza e di debolezza di questo comparto. E tra i primi la sostenibilità ambientale tra i vigneti è quello più discusso. E siamo i primi a difendere il territorio da il suo degrado, perché il territorio è il luogo dove noi sviluppiamo la nostra attività e alleviamo i nostri figli, facciamo vivere le nostre famiglie. Per noi green vuol dire cominciare a ragionare in una maniera di produrre innovativa, se possiamo dire innovativa, ma comunque una tendenza che ci viene chiesta da una strada che viene tracciata dalle richieste del consumatore. Il consumatore vuole prodotti senza pesticidi, maturati su terreni lavorati tenendo conto della biodiversità. E per essere globalmente competitivi, garantendo la qualità e promuovendo l'unicità dei nostri vini, ha sottolineato uno dei relatori, il professor Paolo Feltrin, dobbiamo consorziarci, valorizzare il prodotto attraverso la promozione del territorio come per progetto UNESCO e non cedere alla tentazione della quantità a discapito della qualità, puntando soprattutto a non svendere i nostri vini. Ecco perché in tutto questo la capacità di vendere, oltre che al prodotto, un modo di lavorazione, un metodo di gestione del territorio, diventa quel valore in più che fa grande ciò che facciamo nel mondo. Una piccola certezza che è quella che deve andare verso il tema del rispetto e del verde. È già vissuto così il nostro paese nel mondo, come siamo considerati più bravi al mondo a fare prodotti puliti e dobbiamo esagerare in questo campo.